Buongiorno a tutti e buona domenica dallo chef Andrea Finocchiaro. Oggi per la rubrica Sapori e Tradizione presentiamo la ricetta finissima di pollo con misticanza di verdure. Ingredienti per 4 persone: 400 g di petti di pollo, 100 g di pomodorini, 200 g di zucchina, 50 g di funghi, prezzemolo, sale, pepe e mezza cipolla bianca. Tagliamo a julienne la nostra cipolla, che aggiungeremo all'interno della nostra padella con dell'olio extravergine d'oliva. Nel contempo tagliamo la nostra zucchina in piccoli cubettini e la riserviamo da parte. Tagliamo il nostro pomodorino a spicchi in 4 e lo riserviamo anche adesso da parte. Allora, aggiungiamo all'interno della nostra cipolla un po' di acqua di cottura e continuiamo a cuocere, e nel frattempo aggiungiamo anche la nostra zucchina precedentemente tagliata a cubetti e i nostri pomodorini tagliati a spicchio in 4. Aggiungiamo anche i nostri funghi porcini, aggiustiamo di sale e un po' di pepe e facciamo cuocere a fuoco coperto per qualche minuto. Allora, mettiamo all'interno del nostro petto di pollo un po' di farina rimacinata, aggiungiamo sempre un pizzico di sale e un po' di pepe nero e lo aggiungiamo all'interno della nostra pentola che stavo cuocendo con tutti i nostri ingredienti e copriamo il tutto e facciamo cuocere per altri 5 minuti. Come possiamo vedere, il nostro piatto è pronto, le nostre verdure sono abbastanza colorate. Ora procediamo ad impiattare il tutto. Mettiamo il nostro petto di pollo, mettiamo sopra le nostre verdurine e completiamo il tutto aggiungendo la nostra salsa e un filo di olio extravergine d'oliva a crudo. Ecco a voi, il piatto è servito.